Persona al centro e no nuove tasse. Questo è il principio del nostro bilancio che abbiamo approvato oggi in giunta, oltre 69 milioni di euro investiti nel sociale per carichi assistenziali, RSA e anche per caregiver. Non si tratta solo di numeri, ma di un progetto chiaro di futuro che mette al centro la persona. Il presidente della regione Alberto Stefani definisce così il primo bilancio di previsione approvato dalla sua giunta, un bilancio che si appoggia su tre pilastri: razionalizzazione della spesa, recupero dell'evasione fiscale e riordino delle risorse. Per quanto riguarda la sanità, un grande impulso alla sanità territoriale, 17,5 milioni di euro investiti, di cui 4,5 destinati al raddoppio dell'entità delle borse di studio per i giovani specializzandi di medicina generale che adesso guadagneranno tanto quanto gli altri. Oltre a questo, investimenti in telemedicina, la capacità del nostro territorio di fare squadra con le case di comunità, la nostra grande sfida della medicina territoriale. Per la prima volta, inoltre, vengono subito stanziate a bilancio le risorse complessive necessarie al sostegno delle scuole dell'infanzia, 38 milioni. Ed è una legge di bilancio che guarda anche ai giovani, a partire da un nodo di cui si discute da tempo. Riusciremo a finanziare integralmente le borse universitarie, così come avevo annunciato qualche giorno fa, lo stesso per gli investimenti in materia di formazione e innovazione, il bando startup per i giovani imprenditori. Più in generale si parla anche di rafforzamento del sostegno al sistema produttivo e delle imprese, semplificando le procedure e favorendo l'accesso agli strumenti finanziari necessari per competere. Per i comuni inoltre è rifinanziata con 18 milioni di euro la legge a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Per l'ambiente, 50 milioni contro il dissesto idrogeologico e un piano speciale per la piantumazione di nuovi alberi per 1,5 milioni di euro.